E siamo live, Ciao in a tutti. teoria. Ciao sti cani, solito controllino. Sara intanto vede i messaggi, se iniziano ad arrivare, così mi dà conferma. Certo, se sono su YouTube, quindi aspettiamo un attimino, anche se siamo un paio di minuti in ritardo, e controllo un attimo anche da Facebook. Sì, Vediamo. Facebook. Aspetta, devo aggiornare la pagina, però su Facebook, Mhm. se no. Ok, Facebook Parremmo Live. Oh, non ti trovo, ma non YouTube. importa, vediamo lo stesso da YouTube. Non c'erano no, eventi particolari stasera, altri flash mob, canti dal terrazzo, Chi lo sa. no? La Vedo guaccia in gente diretta. iniziare a collegarsi, intanto, pian piano. Ciao Eccoci, ciao. ragazzi, Gabriele ci conferma, allora su YouTube, scusami, su Su Facebook. Facebook ci siamo, su YouTube, in realtà non ci trovo, Ancora sì, no. no, però, che ritardo YouTube. Non lo so, la live me la dà giusta, però commenti per ora no. Provo a vedere Quindi da c'è la YouTube in live, caso. in teoria? In teoria sì, guarda, adesso controllo per sicurezza. Sì, Mondo Fantasia, ci vuoi pensare che stavo per Ok, scrivere che eccoci. fine avete fatto? Eccoci qua, ok, ciao Sara, ti ricordi di me? VSAR? È un po' difficile come questo anagramma, quindi se mi puoi aiutare. Francesca, Boh. ciao, Mondo Fantasia, ciao, Frida, ciao. Eccoci qua. Sara, sorella minore, ciao, sì. Boh, di un anno però, un anno e mezzo, devi farne 25, mi avevi detto. Intanto O confondo ancora io le persone. agli ospiti scrivo un attimo in chat privata, così mi dite se quello che vi chiedo potrebbe essere fattibile. Perché, come avete visto dalla copertina, oggi abbiamo un ospite e in realtà poi ne avremo anche due. Oh, ciao Sofia, E... ciao. Scusate, l'ospite mi ha risposto non felice della mia richiesta, ma comunque va bene. Ok, sì, ciao Allora, Edvige, ciao, come stai? ciao Ivo, mai avuta, Frida, Mondo Fantasia, Yolanda, Sofia, ciao Zi, ciao. Oh, ciao anche a Monica, a Gabriele, sì, ti seguo, penso, su Facebook, quindi ti stalkerò in silenzio e appunto vuole essere intervistato da noi, me lo segno. Volentieri, volentieri, ce lo segnati. Assolutamente. Tu che hai Sì, una ma anche memoria, una penna e qualcosa, certo. segnati, che io non ho nessuna delle tre. No, mi ancora aiutato Monica, anche... ciao. Ciao Monica, un saluto anche a Stella, un bacino sempre se lo vuole, se no non importa. Prima o poi riusciremo a uscire di nuovo in passeggiata. Mondo Fantasia sottolinea la nostra capacità di tenere i segreti, infatti ci dice, ma va davvero un ospite? Sì. Oh, dovremmo fare Ilaria, qualche non ti sei corso. persa nulla, a parte difficoltà di collegamenti, eccetera. Io intanto vedo la chat privata se ci sono novità. Ci sono novità? Glielo Beh, diciamo così facilmente, cioè proprio da scarsi quali siamo. Volevamo anche- iniziare con l'ospite che suonava in live, però abbiamo avuto dei problemi dell'ultimo momento che dopo vi racconteremo e quindi non so, adesso lo vedo lì con lo scotch, Art Attack, eccetera, e non siamo sicuri. Ma se vuole, il secondo ospite ci dà una conferma via chat privata ecco, il e secondo ospite mandiamo non lo lui. abbiamo, no, il secondo ospite non l'abbiamo annunciato, no? Quindi dai, almeno un po' di No, suspense l'abbiamo ecco, creata esatto, adesso, no? esatto. Ecco, se l'hai Attenzione, risucchiato la foresta il oscura. principale c'è quasi, quasi. Ricordatevi anche la canzone da richiedere, che abbiamo parlato ieri, così vi interrogo anche un attimo. Vediamo se il principale è pronto, se no passiamo al secondario. Io lo vedo muovere la bocca, non so cosa sta facendo, ma qualcosa farà. Intanto vediamo un po' di Monica, sì, l'abbiamo già vista prima. Ilaria, se l'è risucchiata la foresta oscura a scuola. Eccolo qua, esatto. Eh, Problemi deve fare tecnici. delle prove audio. Allora, scriveteci, non so, in privato cosa volete fare. Vi annunciamo così e rimandiamo il tutto a dopo.
Basta anche un volevo seno solo con la dire una testa. cosa, che ieri c'è stato consigliato anche per lo stress, no, di camminare a Sì. piedi nudi, se possibile nell'erba, sulla terra. Per oggi avevo un'ansia da chilo, effettivamente ci ho provato con Malcolm, insomma, a breve passeggiata, e mi ha ridato un po' il buon umore, eh. Non credevo, ero scettica, però invece ha funzionato, almeno con me. Quindi se volete provare ad andare in giro scalzi, ovviamente magari non nei giardini come i cani cagano, ma per il Io resto... leggo quello che mi ha scritto l'ospite segreto. Osak, inni sono No. nos click, volete love says lol. Vabbè. Il messaggio è stato chiaro, direi. Senti, facciamo, onde evitare ulteriori figure, noi li introduciamo e via. Salutiamo Squor, eccolo qua. Ciao. Ti sentiamo Abbastanza, e abbastanza. salutiamo Alberto dei 5 uomini Ciao. sulla Cassa del Morto, che sottolineiamo si occupa dei testi delle canzoni, mi pare di aver capito. Scusate, ci deve essere, ciao a tutti comunque, ci deve essere un problema con sta chat, perché io scrivevo le cose, ma mi scriveva altre robe. Non lo so. Sì, tutte Credetemi. scuse, Flash. Infatti, scusate, Suxa. Diciamo che niente è andato come doveva andare, praticamente è andato tutto male. Benissimo, però ho cercato di capire quello che volessi dirmi, ma veramente non avevo alba. Stavo cercando di dire io sono pronto se volete, invece è venuta fuori quella roba lì. Ok, secondo me era abbastanza incomprensibile comunque. Sì. Vorrei fare una domanda, se possibile. Sì, ti si Dica sente pure. poco. Come si sente adesso? Sempre uguale. Meglio? Meglio, sì, Meglio? ottimo. Meglio. La Grande, chitarra, grande ditemi come si sente, aiutatemi, dai. Non si sente? Sì. Ok, vabbè, Sì. a posto, vedi? Quindi Scusate, rimettiamo solo noi due e facciamo quello che dicevamo. Ricominciamo Nessuno da si è zero. accorto. Che canzone faccio? Nessuna? Faccio Aspettiamo un Hashtag commento e zanzare per probabilmente lo The Summer. sapremo. Vai. Allora, facciamo tipo Sanremo. Aspetta, vi tiro via di nuovo. Oddio, ho visto pochissimo Sanremo, ci posso provare. Mi manca la scalinata. Beh, vabbè, anch'io non lo so fare. Quindi, a voi, appena è pronto, inizia a suonare. Bravo, te lo sei Ma ricordato, tanto non bravo. si sente. Quindi, noi ce ne andiamo. Saluta Sara. Ciao Sara. Saluto io. Viva la vita, le stecche nei denti, gli amori di un giorno, gli sguardi potenti. Viva FIFA 19, la play sempre accesa, le maglie consumate, i ritagli di giornale. Viva l'estate, il mare, le onde, l'acqua salata, le maniche corte. Viva la gente che salta, che urla e che canta fino a notte tarda. E senti che musica, e saltano pure le zanzare. E quando torni a casa le campane suonano, suonano, e suonano, suonano, e musica, e saltano pure le zanzare. E quando torni a casa le campane suonano, suonano, e suonano, suonano, e nai, nai, nai. Viva il mojito, il cuore che batte, gli oasis a palla, i tuoi in vacanza. Viva la brezza, la lontananza, il bisogno che scappa, la strada diversa. Viva le carte, lo studio di notte, il caffè doppio e dormire niente. Viva la gente che salta e noi che impariamo a godere a vicenda. E senti che musica, e saltano pure le zanzare. Quando torni a casa le campane suonano, suonano, e suonano, suonano, e musica, e saltano pure le zanzare. E quando torni a casa le campane suonano, suonano, e suonano, suonano, e questa notte ci sentiamo immortali.
in lontananza, ritmi tribali, e la mia mano sulla tua si muove per arrivare, lo sai bene dove. Dove? Dai, ditemelo voi. E senti che musica, e saltano pure le zanzare, e quando torni a casa le campane suonano, e suonano, e musica, e saltano pure le zanzare, e quando torni a casa le campane suonano, e 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 suonano. Grande Squor, Come grandissimo si sentiva? Squor. Ditemelo, perché io Benissimo. non so niente da qui, non riesco a capire nulla. E quindi Bene. possiamo dire perché questo ritardo, no? Diciamo, no? Sì, dai. Voglio dire, voglio Peccato- anche giustificarmi un po'. Veramente un peccato non aver registrato le scene prima, perché Sì. era Sì, magnifico. praticamente c'ero io che andavo su e giù, scotch, no, scotch, praticamente un casino, e mi si è rotta l'asta, no? Quindi Del microfono, esatto, l'asta del specifichiamolo. microfono, esatto, mi si è rotta l'asta del microfono, e quindi ho dovuto cercare un metodo. Allora, il mio metodo era quello di attaccare il primo pezzo dell'asta al secondo pezzo dell'asta, ma sarebbe voluto almeno un'era geologica. Quindi giustamente Tiziano mi ha detto: ma cavolo, attaccalo al tavolo. Così ho fatto e ho perso 35 minuti più o meno. E quindi Però eccomi qua. funziona, Mi dispiace per il ritardo. Ma figurati, guarda che qua ti dicono che bello lavare i piatti con questa musica. Io mi asciugo i capelli con questa bella canzone e gli applausi. Grandi Ilaria, grazie. Mondo Fantasia, grazie. Numeri 1, grazie mille. Allora, Riuscirò poi a farla diventare un tormentone estivo. Lancerò qualche hashtag. I miei primi hashtag saranno per zanzare, al primo della vita. Io intanto ti ringrazio, prima cosa, e seconda cosa vorrei chiedere ad Alberto di spiegare, adesso lo metto in difficoltà, di spiegare la nascita di Zanzare. Anzi, proporrei di scrivere la nascita delle zanzare. Esatto, scrivere, Nei vorrebbe troppo commenti. tempo. Vai. Gio, perché voi dovete sapere che io e Gio siamo ospiti da gruppi diversi stasera, però in realtà io e Gio suoniamo anche insieme, perché io sono effettivamente il percussionista del suo progetto, no? Questa canzone è nata, Gio, se non ricordo male, nella tua cucina, in cui tu mi hai fatto sentire il ritornello, probabilmente, ti ho detto: ah, è carino questo, dai, facciamolo. E tu non volevi neanche farlo in realtà. Esatto. Giusto? Sì, è più che altro è che io sono repellente contro le canzoni, diciamo, felici, anche se in realtà mi piacciono le canzoni felici, non è che non mi piacciono, però le canzoni che mi nascono di getto, diciamo, non sono felici, o quantomeno sono magari più normali, ecco. Questa è una canzone felice che mi è venuta in mente grazie ad Alberto, che mi ha detto: cavolo, Squor, in realtà mi chiama Gio lui, io mi chiamo Giovanni, però in realtà, cavolo, Squor mi fa: non è male questa. Io ho detto: bah, sta a vedere che magari riesco a scrivere anche qualche canzone felice nella mia vita, no? Ed è così successo con Zanzare, e diciamo è stato un bel esperimento che comunque verrà ripetuto, perché adesso ne sto scrivendo altri di pezzi. Non arrivo adesso a scrivere più pezzi tristi, quindi è colpa di Alberto. Meglio così. Meglio Datti così. tempo. Poi Mondo Fantasia dice... I pezzi allegri di solito, i pezzi tristi, Gio. Quindi ti conveniva suonare quelli tristi. Ma dopo magari ne suonerò qualcuno triste, ecco, però insomma sì, no, troppa felicità oggi. Ma dipende un attimo anche dalla stagione. Adesso andiamo un attimo primavera-estate, ci sta un attimino, no? Più di ritmo, di grinta, di allegria. Poi quest'inverno torneremo tranquillamente a deprimerci, non c'è problema, insomma. Assolutamente. Puoi vederlo al contrario, quando è inverno servono canzoni allegre per tirarti su, mentre quando arriva l'estate è già allegro, quindi puoi sentire anche quelle tristi. È che generalmente quando siamo tristi... quelle tristi è un dramma. È che generalmente ascoltiamo canzoni tristi quando siamo tristi, no? Proprio per abbassare ancora il livello del morale. Esatto. Hashtag Zanzare Love.
Grande, molto propongono. fantasia, grande. Allora, Ci guardiamo non so, imbarazzati. guarda, Sì, non era male come vero, come introduzione di un qualcosa che poi non è nato, ma è proprio sì, così. esatto. Boh, Diciamo ma che può essere Dai, anche un partiamo da, esperimento. essendo diciamo l'argomento principale, perché appunto Alberto poi si è aggiunto all'ultimo. Infatti io ho letto il Instagram che Score mi ha detto ma quindi c'è anche Alberto? E ho detto, boh, cioè, io non ne so nulla e non avevo ancora letto perché ero sotto la doccia e quindi ho letto e ho detto boh vabbè dai, mandagli Sì, tu il scusami. tutto così, ma Sì, figurati. Devi ma capire che il gruppo, essendo una democrazia, è sempre molto, molto lento in tutte queste cose qua. Uno guarda Instagram una volta, l'altro lo guarda dopo, quindi non avevo neanche idea. Io stavo facendo ginnastica, ho ancora il tappetino qua, che posso farvelo vedere, là sotto. Ok. E Joe gli faccio, ma che ora è l'intervista? Devi essere pronto alle 6:15, erano le 6:10. E... e quindi sì, boh, mi sono preparato un Quindi alla attimo fine è così. tutta colpa di Joe, come sempre, dai. È tutta colpa di Joe, certo, ovviamente. in ritardo, apprezzatorio for life, no? E quindi va bene così, cioè, per me. No, in realtà Puoi mi ha sem- fatto un sacco piacere perché prima della diretta appunto mi fa: ciao Joe, sai, sono in diretta con te. Ma con Tiziano ne hai parlato, tipo, e quindi insomma è stato un Sì, ho quid pro scritto quo. stamattina, ho detto boh, qua non mi risponde nessuno, evidentemente non riescono, saranno impegnati. E no, poi ma bene Score o mi fa male. Scusami, vai. che c'era appunto anche Alberto, ma ben venga, anzi, volentieri. Tanto appunto sappiamo che qua è tutta una cosa nata tra caso e caso e quindi va benissimo anche l'improvvisazione. Infatti l'ingresso direi che è venuto bene, no? La presentazione Vabbè, della puntata. questo dovete dirlo voi, penso di aver sbagliato qualcosina, però insomma, ecco, l'ingresso è stato abbastanza da ricordare, nel senso, nella storia delle live lo ricorderemo con lo scotch attaccato al tavolo, insomma, almeno io me lo E ricorderò. Ecco. Poi in io sostanza siamo posterei anche stati uno tutti avvisati screenshot della all'ultimo. conversazione. Sì, anzi, guarda, lo condivido nei commenti se mi dai permesso, perché chiaro, lì è un testo tuo. Vai, tranquillo. Allora, mettiamolo nei commenti. Questo è il commento. Metto solo questo. Chi capisce ci traduce. Albi, potresti tipo creare una nuova canzone tipo Osa Chini sono nostik vuole vedere il tuo obsesso una roba del Sai genere. che un gruppo veramente famoso che si chiamano Sigur Rós sono fantastici. Loro sono, non so se norvegesi o olandesi o cosa. E loro, cioè il cantante canta in una lingua inventata da lui, cioè che ha fatto bingo, perché anche se non sa cosa scrivere, può scrivere delle parole a caso che va bene e la gente le Ma ascolta. non Numero vorrei dire uno. una cavolata, sono una profana nel mondo della musica, ma non era stato fatto anche da Celentano in un inglese maccheronico, insomma, si è inventato questa lingua dall'accento inglese e ci ha fatto una canzone intera. Assolutamente sì, brava Sara. Grande, grazie, me l'ha detto la mamma. Ah, ecco, si è preparata prima delle puntate. Era lì che se la scriveva da giorni. Devo trovare un qualcosa. Esatto, devo riuscire a buttare questa perla di conoscenza da qualche parte. Comunque L'unica cosa che so. ci sono un sacco di persone che, beh, non un sacco di persone, però ad esempio una band a livello italiano che non è che inventa cose a caso, parole a caso, ma le mette insieme in maniera abbastanza casuale, sono i Verdena, una band molto nota Ne nel ho panorama sentiti. underground, diciamo degli Più anni dei 2000, miei tempi. ecco, Esatto. sì, di certo non sono usciti l'altro ieri, ecco, però comunque se qualcuno ha occasione di ascoltarli, loro veramente utilizzano le parole con degli incastri che vanno bene per l'armonia musicale, non tanto per quanto come dire significhino qualcosa, ma tanto per il fatto che la melodia è bella così, con quelle parole lì, e quindi secondo me è una cosa interessante. Vabbè, questa è una piccola parentesi. Dicono, il commento mi sta confondendo. Cos'è E che lo volevi mettiamo, dire veramente? e lo mettiamo anche a schermo. Il commento mi... Osa Kinni sono Onos, Cic, No, ma l'hai scritto al Voletelo. contrario, vedi? Se volete, ci sono in cosa? Più o meno, in Esatto. caso. In Vedi? casa, è Esatto. vero? Ma come hai Ah, è vero, fatto? bravissima!
perché ho fatto i quiz della forestale fino al giorno prima e sono tutte domande del genere di logica. Ma come hai fatto in così breve tempo a scrivere al contrario? È una qualità che No, conoscevi? ma c'era qualcosa di strano. Cioè, posso riprovare, ma perché è assurda sta cosa? Vediamo. Io non so Sì, se lo vorrei schermo di riprovare. così. Io fossi in te non riproverei, Albi. E scrivo ciao e lo invio. Vediamo. Anche lì al Ice. contrario. Sì, Ice. al Oh, contrario. È una cosa curiosa. Vedi che non era colpa mia. Poi ho sbagliato No. qualche lettera, probabilmente lo stesso, però... Il Beh, codice Ilaria da dice Vinci che insegna. esatto, Scusa, Da ti ho Vinci Code preceduto. insegna, ma esatto, sì. Boh, ma sapete Allora, che vai. anche i Beatles, non mi ricordo chi erano, che avevano messo delle parti al contrario nelle canzoni, che se le ascoltavi al contrario dicevano tutte robe Sataniche, sataniche, eccetera. Ah, ma ma era anche in un anche film per sul fatto bambini. che Sì. Paul sia morto, anche. Mm. Sui Beatles mi Ah, trovi vero? preparato, eh? Sul Me Beatles mi no. trovi E preparato. Tiziano può confermare. No, guarda, non lo dico, Non Sara, chiedetemi perché niente. Mai, mai, neanche di tenere il ritmo, mai. Cosa sta almeno succedendo, questa è la ragazzi? Non capisco più leggenda. niente. No, posso dirlo, Sara? O ti vergogni? Ma Perché lei penso si che sia una cosa, vergognasse. esatto, di cui mi debba vergognare un Sì, attimo. però se posso lo dico. Dipende, non arrabbiatevi e non lapidatemi, ho 23 anni e i Beatles li ho visti solo in un museo, ok? Quindi No, questa è la mia... secondo me dopo non riuscirei a trovare scusa. Dopo racconto un aneddoto che ho capito anche me con i Beatles. Vai. Praticamente eravamo in macchina e parte una canzone dei Beatles, no? E come sempre le faccio, le chiedo di chi è sta canzone e Oddio, sto lei mi fa, sudando. non lo so, dei Pooh. Cazzo, Sara, grandissima. Ma la lingua? No, Non non mi sono importa. neanche posta il problema. Io ho detto, vale, sparo una a caso, è un gruppo, sono maschi, i Pooh. Poi non parlassi mai dei Beatles, non ascoltassi mai i Beatles, non li avessi No, rotto col film no. Yesterday per almeno un anno. No, ma è successo molto prima questo, in quel periodo eri un attimino magari, cioè non li ascoltavi così tanto in quel periodo in maniera così assidua, ero preparata sulle macchine, mi chiedi cos'è quella e dovevo dire una Qashqai, basta, questo sapevo, non ero preparata sui Beatles. In effetti, Adesso Cristiano, però secondo me è quasi colpa tua, eh. Esatto, Quasi, vedi? quasi. Secondo me dovevi prepararla diversamente. Quindi. Adesso un po' l'ho acculturata sui Queen, quindi devo trovare un No, i qualcos'altro. Queen mi piacciono da morire da una vita. Proprio a proposito dei Queen, cioè, Oh. c'è stata una serata, mi ricordo, ero con amici a bere in un pub, quando si poteva ancora, comunque era stato un anno fa. Sono stati 2 settimane fa. No, sì, probabilmente sì, sai che la consecuta temporum per me è una cosa sconosciuta. Però mi ricordo che appunto dicevo, cavolo, ho sentito Freddie Mercury, ho detto alla cameriera che io non conoscevo, no? Fa, chi? Freddie Mercury? Chi è Freddie Mercury? Io ho detto, e sono rimasto malissimo perché cioè, avrà avuto comunque la mia età, né? Non è che aveva 15 anni o 10 anni che, sai, li perdoni perché dici, vabbè, è un altro periodo storico della musica e ci sta. Però lì se sono rimasto spiazzato, ho finito la birra in 30 secondi e me ne sono andato via scappando. Uno sbronzo per dimenticare, non l'ho Pagarla neanche, sfruttato. magari. Qua non vengo mai più. Esatto. Allora, non so, come gestiamo la cosa? Presentiamo un po' Square e poi passiamo a Alberto, presentiamo Alberto e passiamo a Square. Sì, ma a me ditemi Sara, pure direi. quando devo andarmene, ditemelo senza problemi, non fatevi nessun problema. No, qua ce ne andiamo tutti insieme, a parte Sara che dice che i Beatles sono i Pooh, ma gli altri possono rimanere. Verrò lapidata O in caso, per se vuoi, questo. me lo scrivi in chat rigorosamente al contrario e io capisco e vado via. Ok, sarà molto mi vedrete qua così un quarto d'ora e dopo puoi andare a leggere. Ma i miei messaggi li leggete al contrario? Vediamo. No, tu sei normale. No, io sono una persona normale, ma no, volevo essere un po' come Alberto. C'è una cosa strana, Gio, perché se tengo lo schermo in orizzontale le scrive al contrario, mentre se lo giro in verticale le scrive dritte. È tutto un meccanismo strano. Ma a questo punto io ti chiederei come hai fatto a scrivere questa cosa qui. Un attimo che lo pubblico e lo metto qua.
Scusate, sux. Sì, è tipo effetto Ora mirror, capisco no? che sia palindromo e poi è uguale, ma scusate, sux. No, in realtà è È mirror, no? scusate. Scusate e No, è scusate. giusto. Esatto. Sì. Ma come? Scusate. Scusate o No. scusate al contrario? Scusate, Ivo, È perdonami. vero. È vero, è vero, è vero. Questo Si è è girato lo schermo mentre lo scriveva, no? esatto, è scritto una volta, poi si è girato e l'ha riscritto. E poi ci Ivo Cati lamentiamo. scrive ma come i Pooh, esatto. Sì. Ecco. Sono stata presa alla sprovvista. Sapete quando qualcuno vi fa una domanda a gamba tesa che tu non ti aspetti e il tuo cervello fa e la Dici- prima cosa che riesci a dire la dici. Cioè, non è, è un po' come le versioni di latino, quando devi tradurre non sai cosa dire, penso, non so se avete tutti studiato latino, e la spari, cazzo, Sì, quella che sì. ti viene la butti. Manetta. In effetti. Pensate che io sono un figlio di una prof di latino che era professoressa di Giovanni, oltretutto. E Sì. io ero uno di quelli che era rimandato sempre in latino, quindi ti capisco benissimo. Io in realtà avevo 9 non con ho tua detto madre in questo. latino, quindi in realtà sinceramente non ho mai Ah, avuto non parli problemi in latino, latino. Non sono mai stata rimandata, no, però... E da lì, dalla Immugine. difficoltà del latino, hai imparato a scrivere al contrario a velocità supersonica. Esatto. Facevo i bigliettini al contrario perché non li capissero, no? Così anche se te li Era in beccavano lingua- dicevano, boh, non c'è scritto niente. Sono puoi appassionato di tenerlo. codici. È un satanista, quindi non c'è problema, non stava copiando. Esatto. Allora, dai, bando alle ciance. Dai, Squall, raccontaci intanto una parte del tuo percorso, poi passiamo a Alberto, poi torniamo a te, così manteniamo accesa l'attenzione. Attesa l'accensione, qua è Ormai- Alberto, secondo me. Alberto non scrivere più come prima, perché sennò anch'io comincerò a parlare al contrario. Ma niente, io in realtà nasco da una famiglia che di musica ne masticava poco, diciamo, nel senso che era una cosa seria, Tiziano, non era... No, pensavo fossi partito troppo presto, questo è. No. Sono nato negli anni. No, Il io parto nel è stato... 1800, quando vabbè. Comincia a parlare No. di tuo nonno, cioè ancora da prima. Di Alberto, quando è il tuo turno parli tu. Poi, No, perché sennò poi mi perdo il filo e non vai, combino scusami. più in realtà l'unico musicista della famiglia è mio nonno, no? Vedi? E poi sempre Lavo, no? E poi in realtà mio cognato mi ha messo in mano la mia prima chitarra, no? E mi è piaciuto da subito, no? Ho cominciato a studiare chitarra classica, poi sono passato all'elettrica, ho fatto parte, vedi che sono andato veloce, voi, malfidati. Dipende, quanti anni hai saltato dalla nascita alla prima chitarra? Almeno 6, 7, quindi in realtà... Dai, neanche tanti. No, siamo No. nella prima infanzia, ottimo. Esatto. Ma era lì, poi cosa... Ok, ho militato in alcune band, tra cui la prima era con quel soggetto che scrive al contrario, cioè Alberto, e si chiamavano gli Approaching Destiny, non so se Alberto ti ricordi, non so neanche se c'è qualcosa su internet, probabilmente no. E dopo gli Approaching Destiny mi ho suonato negli Eden, sempre assieme, sempre come chitarrista, quindi al massimo io ho fatto qualche seconda voce, ma non sono mai stato voce principale, forse nei primi Approaching Destiny, ma forse era meglio, come dire, forse era meglio lasciar stare a quel tempo, però insomma ci volevo provare e così è andata. Poi ho cominciato a suonare anche in qualche cover band, come ad esempio i Full of Empty, persone con cui comunque collaboro ancora, e poi negli Aritmia, è stata l'esperienza negli Aritmia a partire da 2014 al 2016, inizi 2017, che mi ha portato, insomma, non lo nego, a fare delle esperienze, no? Esperienze importanti, più che altro a livello artistico, ma anche proprio a livello di conoscere qual è il panorama italiano un pochino di un certo livello, ecco, voglio dire. Non siamo andati a Sanremo, però ci abbiamo provato e ecco. Sì, infatti noi ci siamo conosciuti appunto nel periodo in cui in realtà appunto partecipavi alle selezioni, no? Per Sanremo Giovani, e siete andati anche avanti.
Sì, diciamo che era il periodo un pochino comunque sempre da chitarrista, io negli Aritmia al massimo che li facevo seconde voci, e, diciamo è stato il periodo dei concorsi, no? Abbiamo fatto il concorso di Castrocaro, dove siamo arrivati in semifinale, poi abbiamo fatto appunto il concorso di Area Sanremo, che è il concorso bandito dalla città di Sanremo, la comune di Sanremo, per portare dei talenti, diciamo, italiani direttamente sul palco dell'Ariston. Siamo arrivati tra gli ultimi 70, cioè tra i primi 70, scusate, non ultimi, e poi ovviamente non siamo andati avanti, però tra 700 comunque siamo stati selezionati. È stata una bella esperienza, anche perché un po' abbiamo conosciuto delle personalità quali Ermal Meta, ma anche il maestro Vessicchio, che è un'autorità a livello italiano, no? Potremmo dire. E quindi sì, sono state tutte esperienze che poi mi hanno portato a iniziare l'esperienza da cantautore, che è nata subito dopo, diciamo, il 2016, scusate, e che mi ha portato a incidere, a far uscire un album a dicembre, il 1 dicembre è uscito il mio primo album, Noi Combattenti, da solista, di cui Alberto insomma ha registrato le batterie, quindi, e non solo, insomma è stato tra l'altro è questo esatto. L'album appunto di Square. E se in posso più vai Sara. Volevo chiedere invece dal punto di vista del canto, corsi qualcosa? Chiedo per curiosità, non... Sì, beh, io in realtà, secondo me, il fatto di suonare uno strumento aiuta, agevola un eventuale poi inizio, insomma, di carriera anche da cantante. Questo sicuramente Alberto, secondo me, lo potrà confermare. Chiaramente, avendo nelle orecchie la musica, molto spesso l'orecchio relativo si sviluppa pian piano, non orecchio assoluto, quello è un dono di natura, e quindi diciamo che è naturale. Poi se uno suona uno strumento è tra virgolette naturale che provi anche a cantare, poi magari a qualcuno non piace, qualcuno non va avanti, qualcuno invece ovviamente deve prendere delle lezioni di canto per imparare la tecnica di respirazione, quindi il posizionamento del diaframma, piuttosto che ovviamente l'intonazione. L'intonazione è un discorso di, come dire, memorizzazione delle note, insomma, e quindi ovviamente più lo fai, più ti eserciti, meglio se anche con un insegnante, e più, insomma, riesci a controllare quello che a tutti gli effetti dipende dal corpo, no? Quindi cantare è un po' controllare il proprio corpo. Secondo me chi lo sa fare bene ha imparato a controllare il suo corpo bene, o comunque quanto meno bene da consentirgli di cantare, ecco. Poi ci sono io che ho provato sia chitarra e canto, ma ho un'assoluta incapacità di tenere il ritmo e sentire il tempo, quindi... Vabbè, ma quelle... infatti quello ma che no, vedete così, dietro... Sì, c'erano le chitarre. All'inizio si è sempre molto imbranati sugli strumenti. Quelle che vedete Magari dovevi dietro, che solo provarci un po' di più. sembrano dei caprioli appesi, sai che ci sono i cacciatori che mettono i caprioli appesi alle pareti, lì sono appunto delle forche per la chitarra, si chiamano così? Sì, le ho fuori dalla stanza perché avevo il terrore che qualcuno mi chiedesse ma suoni, vuoi suonare? E non avrei saputo trovare una scusa, quindi le tolgo. No, ma erano belle, dai, anche solo vederle, insomma, mette un po' e di che gioia. poi qualcuno aveva il terrore che gli cadessero in testa, non facciamo nomi, no? Vabbè, che finge di non ascoltare, guarda, no. Chi? Non saprei. Allora, in più io e te, Square, abbiamo anche collaborato nella seconda versione della band Aritmia, anche a un paio di video. Sì, c'è stato... io e Tiziano... Scusami se ti ho interrotto. No. Attendevo un'interruzione, anche perché volevo semplicemente dire che non sappiamo neanche se possiamo farli vedere o meno, quindi nel dubbio non li facciamo vedere, però che trovate ancora su YouTube, giusto? Sì, trovate... in piscina spettacolare, assolutamente. Bellissimo. Via da me. Diciamo che quella era appunto la seconda formazione, poi ci sono stati dei cambi appunto di organico, potremmo definirli così, negli Aritmia,
E io Tiziano lo conosco da un po' di anni ormai, e sapevo che comunque era anche bravo, è tuttora bravo a Più fare era. editing video, più era, boh. E quindi gli ho chiesto se appunto voleva collaborare in questo progetto appunto di Aritmia, quindi fare alcuni video assieme, quelli che trovate sotto Aritmia. Un pezzo si chiama Restiamo insieme, il secondo Via da me, e sono 2 brani le cui immagini, la cui direzione, diciamo, del video è stata affidata a Tiziano. Sì, dopo una serie di cardiologi, linee guida, aritmia cardiaca, eccetera, trovate appunto anche delle immagini un po' più simpatiche in cui si capisce appunto che è un video, che è un video musicale appunto, però meglio cercare appunto Aritmia, Restiamo insieme, così arrivate subito, entrate nella pagina, nel canale, e lì trovate eventualmente anche l'altro, che a me è piaciuto un sacco. Il secondo, anche girarlo, a parte che avevamo questa mega villa a disposizione, ti ricordi, Spor? Una mega villa a disposizione con la piscina, wow, che spettacolo. Esatto, e poi comunque diciamo che insomma ci hanno dato una mano tantissime persone, tante persone. Il bello un po' della musica, anche, ma Alberto sicuramente lo potrà confermare, anche perché ha fatto in 7 anni, non so se meno, 7 anni, almeno più di 300 concerti, mi pare. È una cosa, è bello, il messaggio bello della musica è proprio il fatto che aggrega un sacco, che cancella molto spesso le differenze e anche la discriminazione, ed è una cosa che secondo me può aiutare anche come strumento di coesione sociale. E secondo me è forse uno dei punti chiave più importanti della musica, ecco. Assolutamente. Ridevo, scusate, perché c'è sempre Gio che mi prende in giro su sta cosa dei 300 concerti, perché c'era stata una volta in cui non so cosa avevo detto, ma non è che avevo fatto il bullo o cosa, gli avevo detto insomma sì, no, ho fatto 300 concerti, so un po' come vanno ste cose, e da lì me lo tira fuori ogni volta, per quello ridevo. Però assolutamente, cioè, anche proprio l'aspetto per una band a livello di andare in giro e suonare è una cosa che dà un'inclusione sociale incredibile e ti fa conoscere veramente tantissime persone, che è l'aspetto, forse è uno degli aspetti più belli, è un pilastro alla fine, cioè la musica non è fatta solo di musica, soprattutto quando la fai, ma è fatta anche di tutte le persone belle che conosci, anche l'idea semplicemente di andare in giro con la tua band e vedere dei posti nuovi, è un aspetto fondamentale secondo me del fare musica, perché è una cosa bellissima. Beh, però col numero di concerti, magari 300 sono tanti, ma ne avete fatti. Cioè, vi vedo ovunque, appunto. Sì, Cioè, sì, ne abbiamo spesso, fatti, no? sì, sì. No, ma infatti da Infatti è quando siamo nati... giustificata la cosa. Cosa, Gio? Che cosa? È giustificato il fatto che dica, ma tu Gio hai fatto i pochi concerti, noi abbiamo fatto i 300, insomma, è normale, ma anche perché, cioè, voglio dire, è la verità, cioè, se tu ne fai 300 di concerti contro una decina, chiaramente le esperienze sono diverse, quindi ci sta a dirlo, non è che è un'eresia dire che tu hai fatto Sì, 300 sì. concerti, anzi, hai meritato di farli ed è giusto che dartene atto. Ma perché poi ne stiamo parlando di sta cosa anche qua, che ne discutiamo di solito tra di noi in privato? Non lo so, stiamo portando in diretta un po' Ecco. le nostre C'è pure qui. I vostri problemi. Facciamo così, piuttosto vi scrivete in privato, così Squor sta al quarto d'ora a capire cosa scrive. Esatto, perché sennò devo stare un'ora a tradurre quello che scrive. Esatto. Così alla fine ne parlate dopo la live, appunto. Esatto. E invece Alberto, raccontaci un po' di te. Appunto abbiamo detto dei 5 uomini sulla Casa del Morto, ma come ci sei arrivato? Allora, io sono nato 28 anni fa, 27 No, basta, 11 mesi a Cividale del Friuli. A che ora? Anch'io sono sempre stato appassionato di musica, diciamo che ho cominciato suonando la batteria. E infatti, se non sbaglio, no, forse i primi progetti in cui ho suonato con Joe era già da chitarrista. Forse un primo periodo ero ancora batterista. Non è vero, No? perché abbiamo una foto che tu hai in sala da pranzo. Esatto, bravo, ce l'ho sotto. Lì ero ancora un batterista e poi, sentendo la necessità di scrivere, che è stato essenzialmente il motivo principale che mi ha portato a suonare la chitarra e a cantare, sono passato a questo. In realtà molto da autodidatta, perché anche la chitarra ho fatto veramente
veramente poche lezioni, di canto un po' di più. Però diciamo, come diceva Gio prima, quando studi uno strumento, io avevo proprio studiato batteria, questa cosa qua ti dà una bella base solida poi per spostarti un po' su quello che vuoi, soprattutto la parte ritmica, l'ho notato che è stata una cosa che mi ha dato una solidità incredibile poi nell'apprendere uno strumento. E infatti adesso tante volte anche la chitarra, in diversi brani dei Cinque Uomini, la suono in maniera molto ritmica, cioè c'è molto di quello che ho studiato nella batteria di suonare la chitarra invece. E da lì poi anche come Joe ho suonato in vari gruppi, vari progetti, fino a quando a un certo punto non ho avuto questa idea avevo questo pallino di unire sonorità classiche come ad esempio il violino a sonorità più moderne come la tastiera, la chitarra elettrica, la batteria. Mi piacevano tantissimo Modena City Ramblers, che non so se conoscete, e quella volta li ascoltavo, fanno musica irlandese, combat folk si chiama il genere. È una Non band come i Pooh, storica insomma. italiana. Cosa? Non come i Pooh, Pooh, ma insomma. sono lì vicino, come genere. Tra i Tra i Beatles Pooh e e i i Pooh Beatles. ci sono Ah, ok, loro. ok. E a quel punto, quindi, la cosa subito dopo che ho pensato era stata diciamo di andare a cercare gli altri musicisti tra le persone con cui mi trovavo bene, comunque con cui avevo già avuto altri gruppi e che erano affini a livello di genere, e da lì sono nati i Cinque Uomini. Ma L'unica quindi è persona nata da un'idea tua comunque, i Cinque mia Uomini. e dell'altro cantante. Mi ricordo ancora Ok. che io e lui suonavamo in un altro gruppo insieme proprio, in cui io ero il batterista e lui cantante e tastierista, ed era venuta proprio l'idea di mettersi un gruppo da festa, un gruppo che suonasse nelle più buie betole del Friuli, che suonasse veramente per tutti e dovunque. E da lì sono nati i Cinque Uomini. Poi chiaramente nel tempo abbiamo cambiato un po' genere, ci siamo evoluti, però la base era questa idea qua, l'idea di fare qualcosa di allegro, divertente, che la gente ascoltasse per tirarsi su proprio, anche, diciamo, più nel periodo estivo, seguendo il discorso di prima. Mm. Quindi Squad d'inverno e Cinque Uomini d'estate, quindi questo è il motto. Beh, sto scrivendo dei nuovi brani, quindi non lo so, potrei andare a rompere un po' le scatole anche ai Ah. Cinque Uomini. No, scherzo, non Sì, è vero, anche non è perché poi vero. arriva Squall con Zanzare che fa la hit estiva e quindi frega tutti in realtà. Ci sta Esatto. lavorando, Ma ci sta lavorando. In realtà abbiamo un genere talmente diverso che penso veramente che siamo lontani, tra virgolette, nonostante siamo amicissimi da una vita. Io conosco benissimo tutti i Cinque Uomini, però, cioè, voglio dire, sono due tipi di concerto diversi, no? Sì, Quello beh, ma dico. come genere io Assolutamente. direi appunto che i Cinque Uomini sono lontani un po' da tutto, cioè li riconosci, hanno fatto loro uno stile, almeno per come la vedo io. Cioè avete proprio creato Grazie. uno stile vostro. È un Ed è... bellissimo complimento, No, Grazie. immagino, ma infatti mi Ehm, piacete, vi ho voluti già sabato scorso, in cui tu non riuscivi ad essere presente, ma c'era Francesco, Leonardo Leo, e e Davide. Leonardo forse. E Davide, esatto, esatto. e Davide, esatto, perché proprio è uno stile particolare. Come questa settimana abbiamo avuto in live anche Doro Ghiat, un altro Doro che mi Ghiat. piace tanto appunto per questo suo stile, questo mantenere il friulano all'interno dei testi, che però, beh, tanto l'ha detto in live, vi anticipo, non so se l'avete seguita, che il prossimo album non avrà inserti in friulano. Sì, Niente, avevo comunque sentito questi rumors. anche dagli ultimi, diciamo un po' tutti gli ultimi album suoi, comunque avevano un uso dell'italiano molto largo. Alla fine il Sì, friulano, la sì, sì, canzone tutta in friulano l'aveva abbastanza abbandonata. Che sì. poi sono album che mi sono piaciuti tantissimo. Che poi con Doro Ghiat ne abbiamo parlato un sacco di volte perché sarebbe bello anche fare qualcosa insieme, no? Anche lì parlando di Sì. contaminazioni, l'idea di avere un gruppo, una band sotto e un rapper che rappa è fantastica. Ma io, allora, la dico e la sparo grossa, e poi vedremo. Però alla fine di tutto sto marasma,
sarebbe carino fare un posto in mezzo al verde, ritrovarsi, fare un po' di musica. Io presto assolutamente il mio canale e andare live con tutti quelli che ci hanno seguito durante tutto questo percorso. Sarebbe molto bello, sì, sarebbe molto bello. Ci Ci servirebbe un vorrebbe grande proprio... spazio verde, però con dell'internet vicino, perché sennò finisce Io lì mi immagino, non so di dove siete voi. Tu sei di Alzida forse, no? Tiz, giusto? Cividale. Ah, Cividale. Sì. Non so perché ero sicuro Poi fossi di indirizzo Alzida. Non importa. Cividale. E di Cividale proprio c'è il Parco della Lesa, che è un posto bellissimo Ah sì, per fare vero. qualcosa. Quindi appena ne parlavi ci immaginavo al Parco della Lesa un sacco di gente che festeggia tutti insieme, sarebbe veramente una cosa bella proprio. Che è quello dove Sì. si fa anche Vernasso, no? Non è? No. No, lì è Ah, a Vernasso, posto. appunto. No, Questo no. è un altro errore che non puoi commettere qua in Friuli. Ma non sono di Cividale. Mezzo dei Pooh quasi, No, quello no. Ma il Parco della Lesa ha ospitato un sacco di concerti, poi c'è stata la stagione di concerti molto importante, diciamo, quando Cividale del Friuli è entrata a far parte del cavolo. patrimonio dell'UNESCO, no? Quindi ha Ligabue toccato anche. Ligabue, Città Elisa, Mm. hanno ospitato anche delle finali di festival o comunque di concorsi importanti. Me lo Dove- 5 segno. uomini. I cinque uomini, Cinque mi uomini. pare, sì, è vero, c'erano anche i cinque Saranno- uomini, saranno c'era anche peccato. Doroghiato, mi pare, quella sera. No, c'erano... Sì, C'era veramente dei nomi Playa. grandissimi. Me lo segno che ho passato la mia vita sui Beh, ma, libri, quindi non ho mai penso concerti che abbiamo pochissimi. iniziato una passeggiata da quelle parti, Sara. Lo Ne abbiamo vedrai, la fatte volta che veramente un organizziamo il milione. concerto lo vedrai. Però Sì, sarebbe vediamo. veramente bello. Facevano Nati Bongo una volta lì, che era come Sì. location era fantastica, perché lo facevano Mm. proprio sotto dove c'era quel boschetto, era veramente bello come posto. Beh, Sì. contate che Poi il anche mio gli rapporto anni con la tutto. musica è finito praticamente alle medie, in cui tutti i miei compagni suonavano uno strumento, chi flauto, chi magari percussione, eccetera, e io avevo il triangolo, ok? E a malapena Vabbè. riuscivo ad azzeccare il momento in cui dovevo... Guarda che ti stavo Non per è- dire che il triangolo ha È una difficilone! importanza, ma perché? Perché il triangolo arriva solamente in certi momenti, diciamo, della canzone, no? E Quindi l'hanno se dato a una tu persona che non ha ritmo, no? e quindi se tu sbagli la tua entrata, prima non c'eri, facciamo un esempio, io sono un Sì. triangolo, prima non c'ero, io sono un triangolo, prima non c'ero, arrivo e arrivo male, tutti si girano perché sono arrivato male, chiaramente, quindi se Ed suoni è- il triangolo male Fai è, un è suono. disastroso, capito? Ed è esattamente quello che mi è successo, nel senso, attimo di silenzio e Quindi io... ti hanno creato del terrore in realtà. Può essere, ma questo poi si è Sì. riversato anche poi nel tentativo di ballo, cioè da letteralmente riuscire a ricordare 2 passi, farli bene e il resto no. Beh, sul ballo... Vabbè, io guarda, sul ballo ti seguo a ruota perché veramente se mi dicono di fare 2 passi sembra una foca monaca. Quindi. Ecco, mi seguite a triangolo anche nel ballo. Quindi, questa idea io la terrei sicuramente, questa del concerto. Ci attrezziamo tra cellulari, pennette, robe, troviamo in qualche modo l'internet da qualche parte ed è un po' di batterie da portarci dietro anche, però sarebbe bello appunto andare a concludere tutta questa serie di dirette, però comunque tutta questa serie di periodo del cavolo con riuscire ad incontrarsi tutti insieme, fare un po' di musica, eccetera. Sarebbe bellissimo, era quello che ti accennavo anche nell'altra diretta, no? Secondo me, come ti dicevo, la musica crea coesione sociale e quando la coesione sociale sarà possibile, si spera prestissimo, ovviamente compatibilmente con l'emergenza, perché chiaramente c'è, bisogna rispettare tutto quanto, e ci troveremo e chiaramente la musica è veramente un fattore che unisce tantissimo e quindi fare un concerto con tutti quelli che non hanno potuto fare concerti anche nell'ultimo periodo, chiaramente, secondo me è un'idea importantissima, molto bella.
Siete voi in 2, Doro Diat, che penso che farebbe sicuramente volentieri. Prossima settimana avremo anche Playa Desnuda su questo canale, Viva la mercoledì. suspense di nuovo, viva la Ma sì, l'abbiamo già sorpresa. detto ieri, ormai non siamo pratici di suspense noi. Quindi, cioè, verrebbe una bella giornata, secondo me, una bella giornata, serata, quello che vogliamo. Io vi porto le pizze, così mi Sì, rendo sì. utile e non mi sento una nullità dentro. Ah, vabbè, porta dietro il triangolo, dai, insomma, ma non si sa mai Ci mettiamo lì adesso. sul palco e suoni tutte le canzoni. Sì! Faccio Fra Martino col flauto, se volete. Insomma, è Invece, già importante. invece Alberto, voi siete appena usciti anche con un nuovo prodotto nato in questo periodo. Esatto, esatto. Diciamo che essendoci l'impossibilità proprio di trovarci per provare, per scrivere, per registrare canzoni nuove, noi stavamo anche registrando delle canzoni nuove che avremmo fatto uscire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Abbiamo deciso comunque di continuare anche la nostra attività musicale sia per le persone che ci ascoltano, sia per noi, anche perché è una cosa che ci rende felici. E abbiamo deciso di registrare una canzone che era già uscita nel nostro primo album e si chiama Bone, però in versione da quarantena, si può dire, no? Quindi tutti noi con le nostre, alla fine adesso si può fare musica veramente con poco, quindi con un computer, una scheda audio puoi già registrarti, alcuni di noi hanno anche registrato col microfono del cellulare e abbiamo registrato questa versione di Bone, versione quarantena proprio, quindi ognuno di noi in casa propria ci siamo fatti un video e la registrazione. Non puoi farla passare, immagino, perché non riusciamo a far passare il collegamento. Però Allora, io invito posso condividere lo schermo, ma non si sentirebbe l'audio. Mi servirebbe il file e posso metterlo su, però appunto lì sono E se posso disposizioni anche dare vostre. un'idea, Sì, magari può cantarla Alberto, no? Adesso, Bon, no? Per un questo attimo tenuto. sicuramente. vi canto solo il ritornello, dai. Però mi ero già accordato per un'altra canzone, quindi devo un attimo riaccordarmi. Dovete sapere che noi facciamo tutte Ok. le canzoni con accordature diverse. Qui in questa per fortuna cambia una corda sola. Io intanto nei commenti metto il link diretto al video Bravo, grazie. Infatti di Instagram TV. il video lo potete trovare sulla nostra pagina Facebook e anche quella Instagram. È stata l'ultima cosa pubblicata, quindi la trovate subito. E per chi non ci conoscesse, chiamiamo 5 uomini sulla cassa del morto e il video della canzone si chiama Bon. Io ti metto in Amico prima mio, la strada è lunga e non dire mai, mi sento solo, sai. Sei così bella tu ragazza di perla, non mi lasciare mai. Mi sento sola, ho paura del vuoto e mi prendi tra i denti e le braccia che hai. Questa era proprio una parte minuscola. Da solo mi ce l'ha bello fatta, è una cosa sarebbe stato incredibile. lasciarlo lì da solo. Grandissimo, bello. E tu comunque non sei neanche il cantante di questa canzone, fai i cori, Faccio solo giusto? le seconde voci, esatto, sì. Infatti una cosa che secondo me è anche bella del nostro gruppo che non c'è l'idea del frontman, del cantante singolo, ma bene o male siamo in due che cantiamo tutti i pezzi e alcuni brani li fa uno come prima voce, alcuni brani l'altro, altri brani ancora magari sono cantati proprio a due voci pari pari, che è una cosa molto carina, anche divertente. La stessa idea, prima si parlava anche delle cose belle proprio di far musica. L'idea di cantare insieme proprio è anche un aspetto bellissimo che veramente unisce tanto le persone. Canto anche in un coro io di Capriva del Friuli che ci chiamiamo Free Voices, che anzi vi invito, se avete voglia di fare un'altra intervista ancora, vi do uno spunto così. Volentieri, molto Segnato. volentieri. E la
È proprio l'idea di cantare insieme con altre persone è una cosa veramente, secondo me, bellissima. Penso che anche Joe possa confermare Ma questa cosa è qua. quello il fatto della mancanza, no? Di un po' di fare concerti, no? Il fatto di cantare, sentire che la gente canta, ma non solo quello, cioè proprio la vicinanza sociale in questo senso aiuta la musica, no? La rende musica, a me musica veramente. Chiaro, come dicevo l'altra volta, no? Musica è musica anche a sé, cioè di per sé, però chiaramente quando è condivisa diventa musica con un fine, con uno scopo, insomma, questo è quello che penso, no? Un pochino. Sì, e poi è comunque è una cosa popolare, chiaro che non puoi raggiungere i livelli di Paul McCartney, giusto per citare qualcuno che tutti conosciamo qua dentro. Che nessuno mi chieda niente, per favore. Fatevi gli affari vostri. Però Sto qua e diciamo, sorrido. anche stonando sotto la doccia è comunque una cosa che tutti fanno, comunque cantare, ballare a caso magari, però è una cosa per me sicuramente in questo periodo ancora di più, e Bon sicuramente per me è appunto il sottofondo di questo periodo, perché è un testo anche bello che vale proprio in questo momento, di quanto magari spesso non si capisce che i piccoli problemi in realtà sono piccoli problemi e sembrano più grandi di quelli che sono, invece in questo periodo appunto riprendono tutti la loro forma originale, quindi i loro piccoli problemi. E non mi ricordo più da dove ero partito, però. Non Che la importa, musica non comunque è la base di tutto, cioè anche un film senza una bella musica non sarebbe un bel film. Un po' tutto, cioè tutto senza la musica perderebbe almeno il 50% del valore che ha. C'è una cosa bellissima che mi ha detto un mio amico proprio dopo aver visto il video di Bone, che i musicisti in generale anche in questo periodo hanno veramente una responsabilità grande, perché sia con i contenuti che si possono pubblicare e quindi che la gente può guardare anche in diretta proprio in questi giorni, sia con i CD o con la musica che hanno proprio prodotto, aiutano anche proprio a evadere. La musica è una cosa che ti aiuta anche ad evadere nel momento in cui sei nella stanza che l'ascolti, però con la mente puoi evadere e esplorare altre zone, che in un momento in cui si è obbligati comunque a stare chiusi in casa aiuta sicuramente, perlomeno a me aiuta tantissimo. Assolutamente. E posso dire, Squor, di oggi pomeriggio cosa ho fatto? Cioè, anticipare un qualcosina? Ma assolutamente, certo, certo. Ok, perché anche il buon Squor sta facendo anche lui appunto un progetto, ma descrivicelo diciamo più tu. Ma allora, in realtà io quando ho iniziato tutto questo, quindi dopo l'10-11 marzo, ho messo un sondaggio ho fatto una domanda, adesso non mi ricordo, sondaggio su Instagram e ho chiesto che cover volevano un po' che io facessi, no? E tra le tante c'è stata appunto la richiesta di Io Vagabondo dei Nomadi, che la svelo adesso, che abbiamo, tra virgolette, ho riarrangiato assieme ad altri musicisti, tra cui alcuni anche colleghi di Alberto, cioè Davide Raciti e Leonardo Duriavic, e alla chitarra ci sarà Alvise Nodale, che insomma è un amico, suona tra l'altro anche nel mio progetto. E quindi ho voluto, insomma, fare una canzone appunto per come ha detto bene Flash, cioè per chi mi segue, È sparito. che non c'è più, Flash o Alberto, scusate, lo chiamo Flash, che non c'è più, ma Eccolo. Eccoci. dicevo appunto, per restare uniti anche ora, quando il distanziamento sociale è più forte, diciamo, e l'unico modo per riuscire ad essere vicino alle persone, a chi mi segue, ma anche a chi non mi segue, anche ai miei amici, ai miei conoscenti, è tramite la mia musica, che non è mia in questo caso perché è una cover, però ho voluto prendere la palla al balzo e fare qualcosa che potesse risultare bello per chi lo ascolta. Ecco, poi insomma i commenti lascerò sempre all'ascoltatore, però insomma il fine è proprio il fine di restare vicino alle persone, perché dobbiamo restare vicini nonostante
siamo distanti, ma dobbiamo restare vicini, ecco. Assolutamente. E io ho già avuto la possibilità di sentirla, molto bella, grande score, perché gli sto sistemando un po', semplicemente metto insieme i pezzettini, no? E dici solo se c'è il Della triangolo parte in questa video. canzone? Non Non c'è il c'è il triangolo, triangolo, Niente mancherebbe. triangolo. Però occhio che sto pensando di fare anche altre cover e quindi Sara adesso ti sei fregata con le tue mani, tiriamo fuori il triangolo e Ottimo, lo mettiamo in un ottimo. pezzo. Così vedrete la mia capacità di Tanto lì partire poi puoi sempre in metterlo dove vuoi, anticipo o tardi. Dopo in post ti mette un po' dove vuole, quindi tu fai una volta e ti mette tutte le volte che gli serve, non Infatti fai preoccuparti. team, a posto. Ottimo, allora. Quindi sarà fuori nei prossimi giorni, no? Anche questo progetto. Probabilmente fra o domani, e guardo te, Ma io guardo in giro. oppure nei prossimi giorni, insomma, la farò uscire sui miei social, che ricordo quali sono, Score Music su Instagram e su Facebook Score, scritto SCUR e non con la Q, mi raccomando. E poi alla fine della live comunque vi metto anche nei commenti su tutti i canali di Square e anche ovviamente dei 5 uomini, quindi avrete tutti i link. Io ti avviso già, se vuoi fare una canzone Square, ma ti avviso già che dopo alla fine ti chiederò, ti vedo anche quando chiudo gli occhi. Quindi se dovrei scordare la chitarra, fanne una adesso e poi la No, scordi per in dopo. realtà non devo scordare la chitarra perché Ah, non ok. chiudo gli L'altra volta occhi. la scusa era quella, mi sembra. No, non Bugia, so che scusa beccato. era l'altra volta. Non mi ricordo. Che secondo me Se anche vuoi oggi la quella posso del fare microfono era subito. un po', suonava da scusa. Sì, l'ha rotto prima per non croc. Ti lasciamo solo. Yeah. Se io dovessi descrivere tutti gli universi che mi fai scoprire, quando siamo nella stessa stanza e tu mi guardi con quell'aria persa, userei parole nuove per colpirti, per dimenticare quelle usate male o quelle omesse per dar retta all'orgoglio. E come stai? Non te lo chiedo mai, non te lo chiedo mai. Se io potessi scriverti quanto ti penso quando tu non lo fai, quando di sera la luce si spegne e la gente resta coi suoi guai, ti scriverei forse 1000 canzoni. Se te ne vai, sappi che mancherai. Mi mancherà l'aria attorno alle gambe e ad ogni passo sarai più distante. Sarai più distante. E se capissi che rara che sei, forse riusciresti anche a cambiare la tua convinzione che ogni cosa è per sempre. E fidati, ripeterlo non servirà a niente. Sei bella come la fine sessione e dentro nascondi la forza di un leone. E dirti che ti piace questa canzone non basterà, ma questo già lo sai. Io non mi accontento mai. Ti vedo tra le pagine dei libri e ti respiro nell'aria mattutina. Ti ascolto tra i rumori in campagna e nei labirinti della mia città. Ti apprezzo anche nelle piccole cose. Tu spesso mi parli anche col silenzio. E solo che sai, a volte vorrei un tuo abbraccio per restare calmo. Per restare calmo. E quando guardo in su mi appare il tuo viso, nascosto dalle pieghe del cielo e nelle forme strane delle nubi. Ti vedo anche quando chiudo gli occhi. Volevo solo dire che la frase "sei bella come la fine della sessione"
pazzesca, guarda, sarebbe anche questa da tatuare. Lo so. Non c'è complimento migliore, penso, da Ma infatti università. è tipo la frase più importante della canzone, quella. L'ho segnata nel mio quadernino nero qua. E io invece vorrei sottolineare l'ennesima frase di Alberto. Ehi Zarg, mam, troppe... No, l'ho capito. Qua è proprio mezza dritta, è impossibile. Non trovo nessuno che voglia la mia chitarra, no. Quindi se magari qualcuno che ci ascolta la vuole, che se la venga a prendere, per favore. Io non so più dove metterla. Quella volta l'ho fatta apposta, dai, Sempre l'ho fatta apposta l'ultima. Sempre se ho il permesso lo metto tra i commenti. Ma bene, si potrebbe a sto punto fare una canzone anche con tutti i commenti di Alberto e vedere cosa viene fuori, no? Vedere gli alieni questo... arrivare dicendo ok, ci avete chiamato chiaramente parlando la nostra lingua. Volete la mia chitarra? Ma si sa che la reclusione tutto? gioca brutti scherzi, quindi un po' di pazzia ci sta nelle canzoni. È comprensibile. Assolutamente. A proposito di questo, io penso che ci sta anche un tuo pezzo, questa volta appunto in cui tu sei la voce, giusto? Ok. E chi sono? Noi ci tiriamo via man mano. Anche tutta se vuoi. Scusate. Cosa? Anche tutta se vuoi. Anche tutta? Come vuoi. Va bene, va bene. Noi ce ne andiamo. Sono emozionato in realtà. Quando sono da solo mi emoziono tantissimo e... Ecco, adesso mi ha lasciato proprio da solo, benissimo. No, scherzavo. Ti lascio scuola se vuoi. Così ti guardo tipo giudice. Così. Si intitola La principessa e il pirata ed è uno dei pezzi, se non il primo pezzo che abbiamo scritto con i 5 uomini, e per fortuna è uno che dura ancora da ormai tutti i 6 anni da cui sogniamo. Cosa ci fai lungo questo cammino? Ricopri di rosso Freud e bottega e questa città, lo so che lo sai, io sono un pirata e vivo in un branco in cui non esiste alcuna metà. E perché no? Perché lo fai? Non guardarmi più con quei tuoi occhi azzurri e quella tua pelle più bianca del latte. Non stregarmi più con il tuo profumo. Sei una principessa perché guardi me che vengo dal nord e lo so che tu sai, non posso lasciare il mio branco e restare al tuo fianco e lo sai che lo so, sei una principessa ed io un pirata del mare, lo so che tu sai, non posso lasciare il mio branco e restare al tuo fianco e lo sai che lo so, sei una principessa ed io un pirata del mare del nord. Se poi viaggiando con il mio branco nelle notti buie, senza una stella, senza il nord, dovesse mancarmi la mia stella cometa a indicarmi la via che riporta al sole, che riporta al nord. E lo so che tu sai, non posso lasciare il mio branco e restare al tuo fianco e lo sai
che lo so, sei una principessa ed io un pirata del mare, lo so, che tu sai, non posso lasciare il mio branco e restare al tuo fianco, e lo sai, che lo so, sei una principessa ed io un pirata del mare del nord. Grandissimo, bellissima, veramente. Che avete delle voci veramente pazzesche. Che ho, lo ho sai. un'invidia dentro. Positiva, ovviamente. Ma devi sapere una cosa curiosa, Curiosissimi. che tutti noi, sia io che Joe, ma anche l'altro cantante dei Cinque Uomini, abbiamo cominciato la nostra carriera da cantanti con i nostri genitori che quando provavamo a casa ci dicevano smettila di gridare, basta, basta. Quindi siamo stati forgiati da questa cosa, da una cosa che cominciano a cantare. C'è un video. No, a me avevano detto l'opposto quando ero piccola, no? Cioè il contrario, anzi canta, avevo una voce veramente altissima, Veramente. poi è subentrata la pubertà. Vedi, hanno sbagliato, non ho più provato, no? dovevano sminuirti e... Vero? È sì. che ti serve quella rabbia interiore per dire no, ti faccio vedere io che ce la faccio, no? Invece lì era sempre un Sara, vai cantare! E io esatto. tendenzialmente non volevo, quindi... Io pensate a un DVD di me e che suono la chitarra e Alberto suona la batteria, dove succede di tutto, cioè veramente stonature, casini. Allora a me facevo il figo perché era davanti a tutto l'istituto, no? Tutto il liceo, quindi c'erano 500-600 persone in questa piazza e io ero strafigo con la chitarra. Numero 1, a un certo punto mi cade la chitarra per terra perché si sgancia la tracolla e io sono stato 2 ore perché il cantante non si era accorto nel frattempo e non era venuto a darmi una mano e io sono stato accovacciato per tutto il concerto praticamente. Show must quindi go questa on, no? sì, esatto, ma è finito troppo presto, questo è il problema e quindi Allora, vabbè, è un piccolo aneddoto. Visto che siamo verso l'ora di cena, io direi che un attimo vediamo il nuovo esercizio che abbiamo preparato per l'hashtag Sti cani in casa, che tu non c'eri, Alberto, ma l'altra volta abbiamo deciso insieme, abbiamo messo un sondaggio appunto per un hashtag per questi esercizi ed è uscito appunto hashtag Sti cani in casa. Io lo mando, noi non sentiremo nulla, vedremo e basta, ma da casa lo vedono e lo sentono. E poi una bella canzoncina di Square, che lo vedo fremente e come sempre in queste dirette la priorità ce l'ha sempre la musica, però io poi concluderei anche con l'unico modo per riuscire a fare una canzone insieme che avete purtroppo da remoto, come abbiamo fatto l'altra volta, una strofa, una frase a testa di una canzone, se siete d'accordo. Va bene. Vai, Okay, io intanto... che canzone fare, ma va bene. Poi vi tramite chat privata mi mettete d'accordo. Voglio Ognuno fa proprio quel che leggere. vuole. Io intanto mando il nuovo video di oggi, quindi il nuovo esercizio da poter rifare a casa. Non abbiamo esercizi da mostrarvi perché purtroppo non ci avete taggato sugli esercizi che avete fatto a casa. Per Vergogna. lunedì andremo a recuperare. Mando un attimo il video col nuovo esercizio. E invece abbiamo anche sentito, almeno io ho sentito, non so voi. Sì. Anch'io ho sentito. Ah, ok. La bellezza di Io Malcolm. non ho sentito proprio niente, ma va bene. Ok, questa Oggi- Score era la vecchia sigla, però Sì. sappiamo che ce n'è una nuova in produzione. Sì, c'è una nuova, adesso sta lavorando Leonardo Duriavic al mixaggio e al mastering della nuova sigla e presto arriverà con Quindi 2 ore. prossimamente un'altra live in cui andiamo a presentare la sigla. Mi raccomando, condividete questi esercizi con l'hashtag Sti cani in casa e taggandoci su Facebook, Sti cani official. E c'è Giovanni che freme, dobbiamo metterlo. Faccio giusto Vai. un pezzettino, strofa e ritornello di un brano e poi Alberto non ci siamo messi d'accordo, però insomma
Va bene. Boh, ma ne suoniamo uno io e uno tu, cioè, amen. Giusto? Lasciamo Sì, ma un pezzettino a Giovanni, poi vi mettete d'accordo, intanto noi balliamo, non so, qualcosa riusciremo a fare. vai, ok. La strada è lunga, per davvero, e quando ti sembrerà d'esser giunto a destinazione, ti verrà da sorridere, era solo una tappa intermedia, ma non c'è modo migliore per maturare nei modi di fare. La vita ti scaglia addosso le peggiori tempeste, a volte sembrano insuperabili, ma nessuna dura per sempre. E quello è il momento per vivere davvero. Lottare e ricominciare da zero. E quanti belli sono i pomeriggi passati ad inseguire il pallone. E le notti attorno al fuoco in balia di un oblio profondo. Che non servono le parole, basta solo uno sguardo. Ed in un attimo non sei più solo, sei parte del cerchio. Oh, 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 oh. Ma quanto è stupendo voltarsi e guardare tutte le scelte che ci hanno fatto cambiare idea, punti di vista sulle cose che fino al giorno prima credevamo di conoscere davvero. Preso in diretta. Sì, Albi, non riesco a capire che canzone vuoi Non ha fare. scritto niente, nella chat privata ho scritto io prima, apposta al contrario. Sì, hai capito male. Comunque, neanche facendo l'apposta, abbiamo fatto due canzoni che sono nella stessa tonalità. Quindi... Ma tu intendevi, Tiz, di suonarle insieme proprio? No, è impossibile. Insieme sì, abbiamo già visto che è difficile. No. L'unica prova che potremmo fare è che vi chiamaste e quindi teneste le cuffie del cellulare, quindi vi sentiste da lì e provare a cantare e vedere cosa viene. Se volete possiamo fare la prova, No, ma... è infattibile. Abbiamo fame. Ecco. No, è una roba che sì, è veramente No, ma difficile. l'altra volta appunto abbiamo fatto una frase a testa, come avevate fatto anche nella vostra live appunto dei 5 uomini, facendo una frase a testa, a parte uno sa che poco prima che senta finire la canzone inizia a cantare. Esatto. Che canzone vuoi che facciamo? Vuoi che facciamo una dei 5 uomini? Io Sì, dai, ne ho per scritta par una adesso, condicio... fa così. Ma quanto è stupendo voltarsi e cambiare. Ho sbagliato le parole. Bella sta qua. No, però è incredibile. Io adesso mi ero accordato per suonare una canzone dei 5 uomini che è Dragoni. Però effettivamente no, forse suonarle insieme forse è impossibile. Se vuoi far da solo Dragoni sì, e poi no. le facciamo quelle insieme e poi andiamo a mangiare. Fai Se una volete. strofa No, e un possiamo ritornello di Dragoni, e se no chiudiamo con la solita canzone che l'altra volta era venuta malissimo. Oddio. Che è Io No per Woman par No Cry. condicio andrei di 5 No, uomini, ma- così ne facciamo 3 a testa. Ok, va bene, dai. E non se discutete no in dopo privato anche di questo. Parliamone una tua tranquillamente dopo. Ma no, facciamo, Dovremmo cantare fai insieme. pure strofa e ritornello di Dragoni e poi facciamo tipo No Woman No Cry, una roba del genere. Ma se no stiamo a discuterne ancora un po'. Qua, Ma così. sì, dai. Anche, Va sì. bene, dai. Scriviamo Io in tutta la chat. serata, guarda, non devo andare a nessuna festa. Intanto dicono. sentiamo i 5 uomini. Io so chi sono, ti dico com'è, volare sui mari
sul tetto del mondo, sentirsi leggeri, staccarsi dal suolo, riporre paure e timori, sei problemi in un posto lontano, alzarsi pian piano, senza aver paura di volare più in alto del mondo, sopra le stelle, più in là della storia e dei monti lontani, dragoni della notte che non soffrono la solitudine, mi senti sussurrare piano nelle tenebre, parole appena colte nel giardino della vita stanno lì, come una stella a illuminare l'universo, streghe d'ogni luogo con i loro incantesimi, ti fanno ridere nel modo più sincero, maghi viaggiatori, felici ti confessano, non sei da solo, solo perché non hai nessuno accanto. Caspita, Eccoci. la quarantena mi ha tolto la voce, è durissima sta cosa. Ma che è da Dio, ti fanno anche i complimenti in chat. Ilaria dice il suo fidanzato, il bassista, e dice gran bella voce, cioè, quindi ti fai tupare. Grazie mille. Grazie. Magari è più faticoso perché magari chiaro, vi vedete magari più volte durante la settimana e ogni volta cantate. Adesso sì, da solo canti un qualcosina, però magari non fai la sessione più lunga, no? Quindi può essere quello magari. Vabbè, essere. Io una settimana fa avevo la voce a pezzi, adesso riattivando il diaframma e tutto riesco a parlare bene, e siamo alla decima diretta in 11 giorni. Stai facendo dirette di 1 o 2 ore ogni giorno, quindi è normale che la voce se ne vada anche, no? Sì, infatti la mia frase tipica quando mi chiedono cosa farai dopo la clausura è: me ne starò a casa almeno una settimana per riprendermi da tutta questa maratona, direi. Me ne sto chiuso in casa ancora una settimana. Da brava sociale aspetto che escano tutti e poi vado io. Quindi mi faccio una settimana in più di quarantena onde evitare persone. La maratona durerà finché non finisce tutto, è stata fatta questa scelta qua. O finisce tutto o finisco io, quindi è una di queste due alternative, direi. Io proporrei, non so se siete d'accordo, il profumo di casa. Sì, madonna. Però non è par condicio, è una canzone dei 5 uomini, non è par condicio. Cacchio, è vero? Secondo me Joe che prima ha proposto No Woman No Cry potrebbe andare bene. Sì, però Flash, metti il capotasto in 4, per favore. Ma io la canto e basta, se vuoi. Ma non ti arriva la chitarra. Ti arriva tardi. Sì. Ok, però tu capotasto in 4, in quarto, e accordi che sono... Ma scusa, i Beatles? No, Cavoli, li abbiamo nominati prima? Beatles. Non saprei cosa sono altri dei Beatles, ma io so pochissime canzoni in realtà con la chitarra, lo ammetto. Lo confesso qua in diretta proprio. I Queen? Vabbè, io canto No Woman No Cry, poi Alberto come vuoi. Noi ce ne andiamo e fate quel cavolo. Allora, No Woman No Cry, Joe, ci sono? Capotasto in 4. Allora, facciamo un pezzo di... Tu la sai la canzone? Io canto la strofa e tu canti il ritornello, facciamo così? Sì, dai, vai. 'Cause I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, observing the hypocrites, mingle with the good people we meet. Good friends we have, or good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past.
So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Sing, sing, said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. And then Georgie, who make the firelights, I say, I let her burning through the night. Then we will cook cornmeal porridge, I say, which I'll share with you. My feet is my only carriage, I say, so I've got to push on through. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. And everything is gonna be alright. And everything's gonna be alright. And everything is gonna be alright. And everything's gonna be alright. And everything is gonna be alright. And everything's gonna be alright now. And everything's gonna be alright. And everything's gonna be alright. So no woman, no cry. Bellissimo, grandissimi. È bello comunque riuscire a vedere comunque un po' di musica insieme anche in Sì. sto periodo, anche con tutti i problemi. Comunque, da fuori tendo a... Non so se sei un mago della latenza, ma quando facevi la seconda voce, alla fine della seconda strofa che ha fatto Giovanni, eri in un ritardo giusto. Cioè, Sì. eri in tempo nel ritardo, sì. A me arrivava tutto in ottimo. ritardo, sentivo tipo come se avessi cantato almeno 250.000 anni prima. No, eri perfetto nel ritardo, eri in tempo nel ritardo. Si chiama Veramente, sembrava culo una questo. seconda voce a seguire. Ah, figo, ho capito. Figo. Quindi Mi fido. Esatto, qua ci saluta anche Caterina. Ciao Kate, grande. E salutiamo appunto anche Bruno, che è il fidanzato di Ilaria, che è il grafico che ci sta dando una mano in tutte le grafiche che avremo sul canale, sul sito, eccetera, eccetera. Abbiamo il gruppetto di grafici, stiamo attendendo anche gli altri due, ma Bruno è veramente un grande uomo. Veramente. Ciao Bruno. E lo ringraziamo. Allora ragazzi, io direi che abbiamo fatto tardi, sono le 8. Quindi Sì, andiamo a mangiare, direi. Io ho una fame che adesso mi mangio anche la porta, quella dietro lì. Ecco. Quella lì. Boh, puoi finire di sgranocchiare l'asta del microfono volendo, no? Ormai. Sì, e mangia un po' di scotch qua, dato che ci Tanto stiamo adesso almeno lo lascerà lì per divertendo. un mese. Sì, beh, certo. Ormai ha capito che funziona. E comunque vi chiedo soltanto di aspettare lì, così dopo noi chiudiamo la live e ci facciamo giusto l'ultimo saluto, quindi non scappate via. Invece con le live ci vediamo lunedì, perché domani riposiamo, è domenica, di solito lavoriamo ancora di più la domenica, ma in questo caso riposiamo almeno la domenica. Grazie mille a Sara. Grazie a voi. Scusa, non me l'aspettavo, mi hai colto in contropiede. Cosa? Prima grazie veramente mille Alberto, grazie Squor. Grazie a te Tiziano, continua a chiamarti e a riempire di musica il mondo. Io ci provo, anche grazie alle tue mitiche sigle, a cui
teniamo particolarmente io e Sara. Beh, vedremo. Non volevo vedremo, metterti in crisi coi commenti vedremo- sulla sigla. ma no, ma in realtà gliel'ho chiesto anch'io, poi chiaro è che ci sono una serie di cose che Sì, vai seguono fatto le tranquillo. sigle, chiaramente. Comunque il tuo consiglio sicuramente ha dato impulso a creare la sigla così com'è, ed è vero, Mi fa piacere, veramente. Non volevo Dai. mandare in crisi o... No, nessuna crisi, è venuta È che bene, non io mi sono contento. non mi aspettavo ti passasse il feedback dopo, ma tanto lo dico a Tiziano, quindi lo scrivo così. Vaffanculo. Figurati. Che Tiziano non ha filtri, è una persona senza filtri ed è giusto, va bene così, dai, va bene così. Bene, quindi a presto Squawk con aggiornamenti sulla sigla. Appena è pronta saremo live qui a presentarla per la prima volta. Non vedo l'ora. Assolutamente. Volentieri. E attendiamo ovviamente anche Leo che si sta occupando del mix. Assolutamente. E Alberto e 5 uomini, quando volete, noi siamo qua. Grazie mille, sai. Figurati, grazie a tutti e ci vediamo Ciao. lunedì. Ciao, buona Ciao. serata. Ciao ciao.